Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto. Quattordicesima puntata del Giro del Mondo in 80 giorni. Oggi ci muoviamo sempre con la nostra mongolfiera, siamo un po' stanziali oggi. Siamo Rossella, aspetta che ti accendo il microfono. Ci muoviamo un pochino oggi, restiamo un po' qua attorno. Giornata dedicata alla radio, ma Rossella, domani... Ma siccome domani è il 14 febbraio, vogliamo cominciare in dolcezza e quindi invece facciamo un volo lunghissimo. Andiamo a Sao Tomé, che è un posto per noi molto esotico e molto lontano, e dove incontriamo un esperto di cacao. Ok, allora io chiamo Solotel a Citybandaland e dopo con il tragitto nel tempo della canzone dovremo arrivare, in base alla tabella di marcia, dovremo arrivare sul posto. Io chiamo Solotel a Citybandaland. Ok, chiudo. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò
Io che amo solo te, City Banderland. Rossella, oggi mettiamo tutta la musica di City Banderland, tanto giochiamo in casa. Sono Però, d'accordo. sì, ormai siamo arrivati, siamo già giunti in base alla bussola sulla linea dell'equatore. Dove ci troviamo, Rossella? Ci troviamo a Sao Tomé, fa un bel caldino, che bello finalmente. Ecco, noi avevamo voglia di un bel caldo e benvenuto a Claudio Corallo e benvenuto a bordo. E Claudio Corallo vive in Africa da una cinquantina d'anni, ma noi l'abbiamo chiamato perché, fra le altre cose, si occupa di cacao e di cioccolata, dall'inizio, cioè dalla piantagione, al prodotto finito. Allora noi l'abbiamo chiamato così per qualche suggerimento, cioè la cioccolata più è amara, meglio è, vero? Così abbiamo imparato. Ecco, vi hanno insegnato male. Ah, Allora, diciamo una cosa, chiariamo alcuni concetti di base. Forte e amaro non sono sinonimi. Siamo d'accordo, no? Penso. Forte e amaro sì, sono sì, certo. cose ben distinte. L'assenza di zucchero non è sinonimo di amarezza. L'amarezza è sempre un difetto nel cacao come nel caffè. Quindi un cioccolato amaro con lo zucchero non è un cioccolato dolce, è un cioccolato amaro zuccherato. Quindi è abbastanza incredibile che siano riusciti a passare il messaggio del fatto che l'amarezza sia una qualità del cacao. Insomma, sono riusciti a vendere difetti come qualità, che è abbastanza sorprendente. E invece quindi la qualità di un cioccolato, come la cerchiamo? Male. Allora, per avere un'idea di che cos'è un buon cacao, l'unica soluzione è assaggiare il nostro cacao, o crudo o tostato. E uno scopre subito che non è amaro, che è dolce alla fine, forte ma dolce. Se poi uno vuole andare più avanti, passa al 100%, che va preso in 4 volte perché è molto ricco di tannini, e se uno mette in bocca un pezzo grosso di 100%, la stringenza e la potenza distraggono subito. Quindi uno si fa 4 pezzettini da 1 grammo l'uno circa di 100% e li assaggia successivamente, e prima del successivo bisogna che si pulisca la lingua, che rimanga più la patina di cacao sulla lingua, e alla fine del 4º pezzettino uno si accorge che è dolce. Quindi sono stati scritti molti articoli, reportage, dicendo che il nostro è il miglior cioccolato del mondo. Non è corretto. Il nostro è un'altra maniera di interpretare il cacao, ed è così fuori dai canoni che se uno non l'assaggia non può. Riesce a rendersi conto. Sì. Ma senti, allora voi avete un sito molto bello, devo dire, e molto ricco, con tante cose, tanti spunti. Fra le altre cose abbiamo visto una rassegna stampa veramente a 360 gradi, no? Avete articoli dei più importanti giornali al mondo dedicati ai vostri... proprio per l'unicità del nostro prodotto. Quindi non è un cioccolato migliore degli altri, è un'altra maniera di interpretare il cacao, che nasce dal campo, si incomincia a preparare dal campo. Quindi, cioè c'è una lavorazione diversa dalla classica lavorazione del cacao, o è proprio io non dipende conosco la classica lavorazione del cacao, perché no, perché io sono arrivato a produrre la cioccolata assolutamente per caso. Io volevo produrre il cacao perché con la guerra in Congo, in Zaire, non ho dovuto mettere un piede qui a San Tomé,
E quando sono arrivato qui, a me la cioccolata non è mai piaciuta. Cioè, per me il massimo è il Toblerone. A parte la confetteria, la pralineria, Sì. che mi è sempre piaciuta da morire. Però non c'ha niente a che vedere col cacao, diciamo, la pralineria. Diciamo, una pralina sta al cacao come una buona sangria sta al vino. Mi piace la sangria, mi piace il vino, ma non posso pretendere di giudicare un vino bevendo una sangria, corretto? Certo, Chiaro. certo. Quindi quando sono arrivato qui volevo piantare cacao perché mi piace da morire l'albero del cacao. Bellissima pianta con questi frutti colorati, però volevo mantenere lo stesso livello di qualità che avevo col mio caffè in Zaire, e quindi ho incominciato a assaggiare le fave di cacao commerciale che trovavo per farmi un'idea del sapore di questo frutto. E rimasi subito sorpreso perché in tutte le fave che assaggiavo trovavo un'amarezza pronunciatissima, sgradevolissima, che per me era sicuramente derivata da difetti di trasformazione. Allora, un'amarezza naturale è la rucola, per esempio. Sì. Se però lasciate un ciuffo di rucola nel frigorifero una settimana, le foglie cominciano a mosciarsi, entra in gioco un'altra amarezza e questa volta non ha niente a che vedere con l'amarezza naturale, è un'amarezza di difetto di stoccaggio. Quindi il cacao che assaggiavo era amaro e per me sicuramente questa amarezza derivava da difetti di trasformazione. Quali? Non lo so. So che lavorando con attenzione, come ho fatto col caffè in tanti anni, viene un cacao assolutamente non amaro. Ma ha dei problemi di conservazione, cioè le fave di cacao vanno conservate, sì, ovviamente, magari al riparo, non lo so, dall'umidità o... Sì, noi abbiamo l'umidità, qui siamo sull'equatore, a cavallo dell'equatore, quindi tutta la qualità del lavoro può essere vanificata dall'umidità nel deposito, quindi abbiamo depositi sopraelevati e deumidificati che ci permettono sì di mantenere il cacao perfettamente bene. Ogni tanto sono aperti, ventilati, poi richiusi e deumidificati. Quindi l'umidità è il nemico numero uno. E poi c'è anche la tostatura, anche quella forse, no? Insomma, rovinare il cacao tostandolo troppo o male, insomma, uno lo può fare 2, 3, 4, 5, 6, alla 10ª volta si spera abbia imparato, no? E poi invece c'è la trasformazione vera e propria, nel vostro caso a chilometro zero. Se partiamo da un concetto, pensate che si possa fare un buon vino con dell'uva poco buona? Naturalmente no. Un buon olio d'oliva con olive non buone? Nemmeno. Un buon formaggio con latte poco buono? Nemmeno. Quindi se uno vuol capire cos'è il cioccolato, che assaggi le fave crude. Ma le fave crude le si trovano in commercio? È difficile trovarle. Perché però... le nostre si trovano, nips e fave crude si trovano, e che sono talmente amare e sgradevoli che hanno un mercato limitato. Infatti se uno compra le fave crude o tostate in pezzettini o intere, perché sono un cibo sano, naturale, così c'è scritto di metterci il miele, lo zucchero, il latte, così per camuffare. Le nostre sono buone pure. Quindi noi le compriamo sul sito e così sul sito dal nostro distributore in Italia. Se voi andate, ho postato proprio oggi sul nostro Instagram una storia col link per poterle comprare, le nips crude. Chiaramente se uno vuole giudicare un prodotto lo assaggia crudo, se uno vuole giudicare un caffè
lo fai in infusione nella maniera più semplice, limiti le incognite di una cattiva preparazione. Cioè puoi avere la miglior macchina espresso del mondo, ma se non è regolata bene giudichi la regolazione della macchina e non la qualità del caffè. Quindi quando uno assaggia un allora, caffè, quindi, questo mi ha incuriosito. Come si fa per assaggiare bene il caffè? Cosa faccio? Prendo i chicchi? vabbè, uno un assaggio Ah, per le nuance, come si dice, per, Mature, non so. per le sfumature, sì, per le sfumature o per i macro difetti. Diciamo, per assaggiare un caffè uno non a confronto, macina il caffè a una granulometria non troppo piccola, lo mette in una gobelet, in una tazza a tubo. sì, tipo per quelle per le tisane, insomma. Sì, quelle Ah, cilindriche. Mette 10 grammi di il caffè caffè? macinato, versi l'acqua bollente sopra, 100 grammi, 100 centimetri cubici, poi, per esempio. Poi Sì. uno mescola, non in senso rotatorio, crea delle turbolenze Ah, nella tazza, perché se lo giri in senso rotatorio il caffè si sposta con l'acqua e c'è poco scambio. Invece se lo agiti creando ho turbolenze, capito. il caffè Quindi altera bisogna meglio con mescolare l'acqua. sempre così. Bisogna Sì, sempre... esatto. Ah, Esatto, e per 15-20 secondi. Se uno mescola in questo modo 15-20 secondi, quando smette di mescolare il caffè precipita bene sul fondo e uno lo beve dalla tazza senza bisogno di spingerlo giù col filtro, col pistone, ah. sì, perché il fondo del caffè rimane bene incollato. Mentre se lo giri, diciamo come Sì, si sì, in viene vortice, diciamo. spontaneo di girare, rimane in sospensione e uno beve e mangia allo stesso tempo, che non è Mm. quello. Non è piacevole, no? No. Ah, ok. Cioè, chiaramente, se uno lo assaggia puoi fare degli assaggi comparati di caffè diversi preparati nello stesso Stesso modo. modo, e quindi riesci a sentire le varie differenze. Sì. Va bene, cioè, interessante questo discorso dal cioccolato siamo passati al caffè e questo proverò, perché è più facile provare quei chicchi di caffè, perché è più facile trovare i chicchi di caffè, no, le Guarda, varie se vuoi case. fare una degustazione comparata di Ah, caffè, noi abbiamo, perché la mia specialità dall'inizio è il caffè, il cacao sono gli ultimi 30 anni, diciamo. Su 50 non sono, Beh, non sono mi sembrano comunque un certo numero, sì. Abbiamo sul nostro sito, o dai nostri distributori, una scatolina che si chiama 3 locuras, 3 follie di caffè, e sono dei chicchi di caffè tostati ricoperti di cioccolata. L'interessante è che sono 3 chicchi di caffè arabica, quindi la specie è la stessa, ma di 3 varietà diverse, coltivate sullo stesso terreno, lavorate nello stesso modo, tostate nello stesso modo e ricoperte con la stessa cioccolata. Una pallina contiene un chicco di caffè tostato. Per fare sì, certo. avere un'idea, un espresso di 10 grammi sono circa 70-80 chicchi. Quindi il chicco di caffè che assaggi in una pallina come quantità di caffè corrisponde a più o meno un 70° della quantità di caffè che ci vuole per un espresso. Ed è interessantissimo vedere la differenza abissale di sapori che c'è tra una varietà e un'altra, pur essendo della stessa specie, coltivata nello stesso campo e lavorata nella stessa maniera. Caspita. Quindi infatti stavo per chiedere, ma anche di cacao ci sono specie diverse di alberi? Ma nel cacao è un'altra cosa, mentre nel caffè c'è una cultura che
che si sta riprendendo, sta prendendo sempre più piede di caffè di qualità, lavorati. Sul cacao è superfluo parlare di specie quando è diabolicamente amaro e sgradevole. Cioè la varietà e la qualità del terreno sono trascurabili a fronte di tanti disastri di trasformazione. Quindi, e quindi questi disastri li possiamo attribuire sia alla conservazione dei chicchi? No. Il cacao, i difetti, l'amarezza nasce dalla raccolta allo stoccaggio. Ora, lo stoccaggio più che amarezza sono sentori di muffa, moisì, ammuffito. Sì. E quindi diciamo è come se io mi mettessi a fare il vino, non ho mai fatto il vino, lo faccio senza attenzione, e poi volessi parlare di terroir. Avresti ragione a dirmi, Claudino, impara prima a fare il vino e poi si parla di ceppage, di vitigno e di terroir. Sì. Certo. Vabbè, interessante questo anche perché, cioè, noi troviamo sempre la parte finale, no? Noi compriamo la parte finale, quindi non conosciamo mai l'inizio, no? E poi la trasformazione sia del cacao che del caffè. Insomma, siamo un po', diciamo, ignoranti, no? Su questo tema, su questo punto, perché noi, l'utente finale, arriva a prendere la parte già pronta, insomma, mentre bisognerebbe conoscere bene tutta, diciamo, tutta la filiera, E per questo dico, a parte quanto sono rimasto meravigliato che siano riusciti a far passare difetti come qualità, nero e amaro. È abbastanza incredibile che nessuno abbia alzato il dito per dire scusate. Io sono stato il primo e unico a dire scusate, e sono un agricoltore, non sono un cioccolatiere. Dice scusate, questa amarezza è un difetto, non è una qualità. E l'ho dimostrato producendo un cacao senza amarezza e facendo un 100% non amaro. Quindi se uno ha interesse a capire cos'è il cacao, basta assaggiare le fave, va sul nostro sito, una bustina di fave di cacao, le assaggia al 100%. Se invece l'interesse del caffè, è divertentissimo comparare queste tre varietà, perché compari non fai 3 tazzine da 10 grammi l'una, compari 3 chicchi da 0,15 grammi l'uno. Sì, è vero. Capito? Si va a prendere il cuore del chicco e poi lo ripetere puoi... la degustazione, puoi ripetere, perché comparare 3 caffè in tazza puoi avere anche centrato la combinazione giusta, la combinazione, ma chicchi, se non hanno la stessa temperatura, ci sono tante variabili, sì. Ascolta, invece, per quanto riguarda la consistenza, te lo chiedo perché una volta mi ricordo che mi hanno fatto assaggiare della cioccolata di un piccolo produttore bravissimo, sciccosissimo, ed era sabbiosa in bocca. E io che, vabbè, purtroppo non sono esperta di cioccolata, sono rimasta un po' perplessa da questa consistenza così sabbiosa. No, quelli sono modi di fare. Probabilmente avrai assaggiato una cioccolata modicana dove c'è lo zucchero in cristalli, quindi è una scelta di produzione che ha un successo, che è una produzione all'antica, insomma. No, ma giudicare, io non sono bravo a giudicare cioccolate, cioè non mi piace la cioccolata perché sento l'amaro, e quando è tanto lavorata muore il prodotto, come tutto, si spengono i profumi, un prezzemolo, una salsa di prezzemolo macinata a fine perde il profumo, un steak tartare
tagliata col coltello, macinino a mano, macinino elettrico, la stessa carne ha 3 sapori diversi. Quindi più lavori un prodotto, un marzapane fatto col macinino elettrico, una patata lessa schiacciata con la forchetta c'ha un sapore, macinata col pimmer diventa della colla senza sapore, ma è sempre così, è tutto così. Quindi se qualcuno ha interesse a scoprire, a capire, alla curiosità, non ci sono tante altre possibilità, non ci sono. Ascolta, Bisogna partire dalla materia prima. Claudio, il tuo sito com'è? È claudiocorallo.com. Perfetto. E dal sito puoi entrare nell'Instagram. Sì, l'abbiamo visto. È molto interessante anche la parte di cultura del cioccolato e del caffè, il tuo sito. Un'ultimissima cosa, poi ti lasciamo alle tue tante incombenze. C'è anche un distillato che tu ricavi, questa è una cosa abbastanza unica, credo. Questo dà un'idea dell'approssimativismo che c'è nel mondo del cacao. La polpa del cacao, sono stato il primo e forse ancora l'unico, poco più al mondo, a distillare la polpa del cacao, e faccio un distillato tra i 70 e gli 83 gradi, che è unico, è fantastico, e si trova nel cioccolato, in un cioccolato che noi facciamo, che è l'ultimo della pagina shop del nostro sito. Okay. Io vi ringrazio. Bene, grazie simpatia. mille, è stato interessante. Se abbiamo delle altre novità ti chiamiamo, cioè, per capire meglio. Complimenti per il sito, poi faremo i complimenti anche per le cose buone. Grazie, buona serata. Ciao, grazie. Ciao. Je vois la vie en rose. Il me dit de tous les jours, mais sans faire quelque chose. Il entre dans mon cœur un part de bonheur dont je connais la cause. The
to love so. Give your heart and soul to me. In life will always be loving your heart. Io sono aperto. La Vie en Rose, CT Bendeland e Rossella, siamo tornati veloci con la nostra mongolfiera, però abbiamo fatto un passaggio per Liegi dove abbiamo tirato su Omar. Omar, ci sei? Sì, Sì, eccomi, ho messo secco. la cintura, sto viaggiando con voi, grazie per il passaggio. Ti, Bene, ti portiamo a ti Venezia. portiamo a Evviva! Venezia e a Venezia adesso abbiamo parlato della cioccolata, domani è San Valentino, ma oggi è la giornata mondiale, l'UNESCO ha dato il 13 febbraio come giornata mondiale della radio, in onore alla radio strumento che dal 1920, no, parte, viaggia, fa sognare un po' tutti quanti. È il mezzo di ascolto dove una volta sembrava finito, ma ha ripreso. E con noi siamo contenti di avere con noi Paolo Levorato, il plus ultras speaker veneziano per quanto riguarda le radio e varie attività. Buonasera Paolo, ciao. Buonasera a tutti voi e a chi ci ascolta. Bene, Paolo. Buonasera, benvenuto. Allora Paolo, com'è cambiata un po' la radio da Radio Mestre Centrale, no? Da quando hai iniziato in Piazzale Candiani, giusto? Perfetto, sì. Ecco, ora Radio Mestre Centrale non c'è più. Era il grillo, il simbolo era il grillo, Esatto, poi il sono grillo. passato a Tele Venezia con il simbolo del leone. Come è cambiata la radio? A me piace la radio più di ogni altro mezzo di comunicazione, anche se sono 30-40 anni che non faccio radio. La mia forza è lo speaker da strada, poi faccio un po' di televisione, ma lo speaker. La radio è nel mio cuore perché credo sia il mezzo, come si diceva, che da sempre comunica, da sempre aggrega. Sì, in effetti dagli anni 70 che hai incominciato a fare appunto radio e sei anche lo speaker, diciamo, per chi non ti conosce ma sente la tua voce, sei lo speaker della regata storica, sei stato lo speaker del carnevale quando si faceva in piazza San Marco e fai forse lavori più adesso con lo speaker che non prima. Ma il lavoro mio di speaker, anche se non è un lavoro, è una Sì, passione proprio, esatto, ma ce si l'ho sempre sente, avuta. in effetti si sente che è una passione che ce l'hai dentro, che ti piace farlo. E io ho iniziato con il ciclismo, infatti mi porto dietro ancora alcune cose del ciclismo, ma poi, come avete detto voi, ho toccato un po' tutto, dalle sfilate di moda al karting, al calcio, all'ippica, dati all'ippica, ho fatto anche l'ippica, un po' di tutto come speaker. E adesso fai la TV, prima free, con dei programmi Sì. al lunedì, mercoledì, sabato, mi pare. Raccontaci un No, attimino. io sono, diciamo che la diretta è la domenica e io ho portato in televisione quello che ho fatto in radio per poco tempo e vorrei sempre fare in radio, perché la radio, per conto mio, ha attraversato un periodo che c'era solo musica. Adesso vedo che anche voi, c'è musica, ma intervallata anche di storia, di racconti, di realtà, di vissuto. E cos'è che ha secondo te la radio rispetto alla televisione? Ha qualcosa in più? Secondo noi naturalmente sì, infatti siamo qua, ma qual è il punto di forza della radio? Ma perché la radio la ascolti. La televisione a volte sei distratto dalle immagini, ma questo è un pensiero mio. La radio, per conto mio, chi la ascolta, chi sa ascoltarla, ecco, forse la radio qualche volta non viene ascoltata perché non è facile, bisogna concentrarsi, bisogna
sentirla la radio e farla propria. Di farla propria. Però è anche Sì. vero che insomma la radio è anche più attiva perché puoi fare altre cose ascoltando la radio, mentre a differenza della TV sei legato anche alla parte visiva a tenere la concentrazione maggiore, insomma devi fermarti diciamo per vedere la TV, mentre con la radio puoi essere in movimento e puoi fare tante altre cose, quello che ti permette la radio. Diciamo che se vogliamo parlare di Sanremo, Sanremo alla radio solo con musica e canzoni, con qualche intermezzo, ma sarebbe stato molto molto più bello. Ah, ecco, avremmo perso una serie di scenette, dici che, Che non servivano. Imbarazzanti, che non diciamo. servivano. Ma a proposito di TV e radio, ricordo un complesso pop degli anni fine 70 che individuavano nella televisione, quindi nei video, la morte della radio. Non so se ricordate Video Kill the Radio Star. E quindi mi aveva Mm. molto colpito questa cosa ai tempi, come ovviamente un successo da canzonetta, però era molto interessante il messaggio. Tuttavia, anch'io devo essere sincero, ascolto molto la radio, soprattutto in alcuni momenti specifici durante la giornata, per esempio in auto, in viaggio, oppure nei momenti di studio si preferisce ascoltare che non vedere. Per cui mi fa piacere che quella canzone, tanto carina ai tempi, tuttavia non ha avuto questo messaggio così drammatico. Non lo so, ve la ricordate? Video Kill the Sì, 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 Radio sì, come sì, no. Star, certo, certo. Come guardate che no? era Ma abbastanza infatti c'è stato un curiosa. momento di calo molto forte, no, delle radio. Adesso c'è una ripresa, pare, dicono, così si dice, Ma no? assolutamente confermo. Guarda, io ho scoperto, per esempio, a Liegi una serie di radio, soprattutto italiane, e là siamo, va bene, in un posto dove ci sono parecchi di origine italiana, per cui ha anche un po' senso, ma ci sono tantissime radio, quindi vuol Sì, dire sì, che viene sì, ascoltata, che c'è la richiesta, c'è la domanda, per cui questo fa certo. riflettere ulteriormente, esatto. Ma Paolo, Io tu non sì, so, no, no, io non sono appassionato di calcio, però mi ha sempre attratto il calcio minuto per minuto la domenica e certo. quello cercavo di non perderlo perché vedevo, ripeto, non sono appassionato di calcio, ma vedevo il calcio tranquillo, non vedevo le scene, non vedevo i Mm. capitomboli bugiardi e via dicendo. A me la radio piace. No, sicuramente è molto più interessante e ti concentra sul pezzo, non ti disperde, appunto, parlavi adesso di Sanremo, di alcune scenette che sono effettivamente superflue rispetto alla canzone, quindi viene meno il significato principale per dare audience appunto a tutto quello che ci sta intorno. Magari Questo un critico un po' così malevolo potrebbe dire che sono andate a coprire quelle scenette una qualità musicale modesta e quindi bisognava aggiungere su un altro versante, ma questo lo dicono i critici malevoli, quindi La radio, io mi ricordo Paolo, la radio, soprattutto anche Radio Mestre Centrale, insomma, che c'era anche il momento dei quiz, che si vincevano poche cose. Io mi ricordo si vinceva le 3 bottiglie di Coca-Cola oppure La torta, la che ca- torta, la sì, la torta, la torta. torta. Però erano belli quei momenti, lo stesso, anche se diciamo la vincita era così superflua. Però c'era competizione anche, no, in No. queste... Allora, allora, non era superflua, ovvero era la partecipazione l'importanza. Le famiglie che ti posso garantire che attorno al tavolo aspettavano il quiz, che era anche quello una cosa, Sì, domande un esatto. po' semplici, Sì, però aspettavano proprio per partecipare, per sentirsi partecipi. esatto, eri proprio partecipe, oltre al programma, ma anche dalla radio, perché dopo quando si andava, mi ricordo che era là in Piazzale Candiani, perché vincevo spesso qualche premio e quindi andavo là a ritirarlo ed era bello vedere anche il mondo, lo studio delle radio che,
che ti faceva sempre immaginare, tu quando ascolti la radio immagini, dopo là trovi la realtà, e comunque erano sempre dei bellissimi studi quelli di Radio Mestre Centrale. Ti racconto un aneddoto perché hai parlato delle bottiglie della Coca-Cola. Io ero in radio, andavo una volta alla settimana, quindi è venuto il rappresentante della Coca-Cola e mi dice: ma noi festeggiamo, mi sembra, il 50° anniversario della Coca-Cola, un anniversario importante della Coca-Cola, vorremmo fare della pubblicità ma abbiamo un budget ridotto, Televenezia non ha accettato la nostra proposta, vorremmo 3 annunci al giorno e vi diamo, adesso non ricordo la cifra esatta, che era esattamente il triplo di quello che noi avremmo richiesto, però loro ce l'hanno proposto, abbiamo detto subito di sì e mandavamo in onda la pubblicità della Coca-Cola non 3 volte ma 90 volte al giorno, e poi tutti i negozianti volevano la pubblicità perché se la Coca-Cola ha scelto Radio Mestre Centrale, in realtà eravamo stati presi come riserva, insomma, però ci è andata bene. Sì. Quindi è stata la Coca-Cola che ha fatto pubblicità a voi alla fine. Sì, certo. Io la vedo così. Ok. Addirittura, sì, ma non faccio nomi, ma non per non fare pubblicità, ma perché non vorrei dimenticare magari qualche amico, ma anche nomi importanti a livello nazionale che si sono avvicinati a Radio Mestre Centrale. E poi è andata a finire che Televenezia mi ha detto vieni da noi. Vabbè. Comunque era una bella redazione sportiva, anche quella di Radio Mestre Centrale e anche quella di Televenezia, perché c'ero anch'io su Televenezia. Allora era sicuramente una bella redazione. Va bene. Io ricordo Massimo Bobbo, non so se lo ricordi. Sì. Che adesso è direttore di un centro commerciale a Rimini. Ogni tanto ci sentiamo. Sì, beh, insomma, sono bei ricordi, anche perché eri giovane, facevi un sacco di cose, anche perché, insomma, quando entravi nei palazzetti eri sempre visto, entravi in mezzo ai giocatori e quindi avevi Mamma mia, che memoria! Un punto di vista diverso ed era anche divertente, insomma, mi sono divertito tanto. C'era anche Michele Contessa, che saluto, che adesso è giornalista della Gazzetta dello Sport e della Nuova. Marco Bampa c'era all'epoca con... Siamo in pieno a Marcordo, ho capito. Sì, esatto. Insomma, era divertente, no, Paolo, fare radio, fare queste cose qua. Io faccio lo speaker perché mi diverto, perché mi appassiono, perché è la mia vita. Ho lavorato, e attenzione, ho lavorato oltre 35 anni per andare in pensione, però appena mi hanno detto che ho raggiunto la pensione, per questo forse Vossignoria dice che sono più impegnato, però facevo tante manifestazioni anche a quel periodo. Tanto adesso siamo in Carnevale facevo anche 20 manifestazioni, insomma, dalla Piazza San Marco al Palasport di Venezia, a Campalto, a Maerne, a Ceggia e via dicendo. Sei venuto anche qua a Cavallino per il Palio, mi ricordo. Per il Palio diciamo che li ho fatti tutti fino a 4-5 anni fa. Dal primo facevo parte anche dell'organizzazione, insomma. Ecco, perché io sarei nato come organizzatore, però non avevo pazienza con la burocrazia. Quella stanca anche i più forti, i più pazienti, no? La più grande manifestazione che ho organizzato, no più grande, quella che ha avuto più successo mediatico è stato il chilometro del corso, ideato, pensato, organizzato per i primi 3 anni, poi per motivi di lavoro, quello che mi dava da mangiare, ho dovuto mollare. Poi erano tutti i papà del chilometro. Sì, è vero, è stata una delle prime. No, il 1984 Paolo Lavorato, contro il parere di molti, c'è stato l'assessore che mi ha dato retta, anche perché non avevo chiesto soldi, avevo trovato 2 o 3 sponsor e via. Poi ho fatto una mostra sui Serai del Sottobuda di sculture in marmo, non mie naturalmente, di Dalla Mora, e anche quella ha avuto successo, una cosa che tutti dicevano ma come ti è venuto in mente? Ne ho fatti, non è così. Io non cercavo gli sponsor come la Coca-Cola è arrivata per caso e anche gli altri, perché vedevano questo mio darmi da fare
facevo parte dell'organizzazione, non so se la ricordi, la mostra della TV Color, Hi-Fi TV Color, che sembra una cosa fuori del mondo. Facevamo 20.000 persone in 3 giorni, pagavano 1.000 lire al biglietto e il biglietto l'incasso veniva dato totalmente in beneficenza. Addirittura i commercianti si accollavano le spese SIAE. Sì, no, ma sei stato e sei tuttora, perché stai ancora, ho visto un po' di trasmissioni tue, sono sempre interessanti, belle, Grazie. andate su Prima Free e le trovate. Alla Ecco. domenica sicuro, sì, domenica, oppure anche in Facebook. Sì, anche esatto. in Facebook. Io le ho viste registrate, cioè in Facebook ci sono tutti i tuoi programmi, insomma, si possono cliccare, andate sulla pagina di Prima Free su Facebook e ci sono i programmi di Paolo Levorato. Domenica 19 sono a Campalto, a proposito delle tradizioni che non perdo, Carnevale di Campalto, che più o meno non ho perso nessuno, insomma, a parte il Covid, e poi hanno avuto dei momenti di sospensione totale, insomma. Bene, complimenti allora. Bene, niente, ti seguiremo quando abbiamo voglia. Io seguirò voi. Ecco, quando abbiamo voglia di ritornare un po' indietro ti chiamiamo, fare un po' di Amarcord e niente, ci sentiamo, è sempre bello sentirci. No, io mi emoziono in questi casi perché qualcuno in casa si ricorda di me, perché ho avuto più riconoscenze a livello nazionale che non a livello locale, e io ci tenevo a quelle locali. Per me questa è una grossa riconoscenza. Questo qua è questo è un grande classico. È un classico che va messo sempre di sera. Ma allora te la dico perché merita. Allora mi hanno fatto Cavaliere della Repubblica, forse qualche politico in quel momento aveva bisogno di voti, che non ho mai saputo chi era, poi mi hanno fatto ufficiale della Repubblica, ma quello che mi ha più strabiliato e anche emozionato, mi ferma una ragazza per strada, mi sono laureata, complimenti, 110 lode, complimenti, in poche parole, aveva fatto una tesi su come parlo al pubblico. Caspita! Caspita, è bellissimo. Che onore, dai, complimenti, È tutto fuori, però, tutto da fuori. Qui fanno un mucchio di premi, vabbè, a parte che ho organizzato un più tanti premi, e lo sbaglio è che non mi sono mai premiato. Vabbè, dai, alla prossima festa di Radio Nostra vieni, ti premiamo. Davvero, la prossima festa di Radio Nostra, assolutamente. Anzi, sai cosa, Paolo, dammi una mano perché vorremmo farla mestre e quindi vediamo come. Allora, sempre a disposizione, come si suol dire, a saluta permettendo, perché qui lo dico, ma no, qualcuno non vuole che lo dica. Sì. Vabbè. Allora, ci sono, vi ringrazio ancora, non posso battere le mani perché ho il telefono in mano. Va bene così. Va bene, grazie mille Paolo. Grazie, complimenti. Grazie a voi. Ciao, buon proseguimento, grazie. Ciao. E non dimentichiamo le parole di Paolo Levorato con "Non dimenticare le mie parole", City Band. Non dimenticare le mie parole, Ringo, tu non sai cos'è l'amore, è una cosa bella come il sole, più del sole dà calore.
non sai cos'è l'amore, è una cosa bella come il sole, più del sole dà calore, scende lentamente nelle vene e pian piano giunge fino al cuore, nascono così le prime pene, con i primi sogni d'oro, ogni cuore innamorato si addormenta sempre più, tu che ancora non hai amato, forse non mi sai capire tu, non dimenticare le mie parole, bimba t'amo tanto da morire, tu per me sei forse più del sole, non mi fare mai soffrire. Rossella, buonasera a tutti. Non c'è il collegamento con Alberto Cancian. Perché non c'è? Perché deve essere saltata la linea. E niente, beh, insomma, abbiamo parlato un po' di radio. Io direi di mettere allora un altro brano. Oppure volete parlare di radio voi? Voi che Allora, radio di ascoltate voi? radio, di radio, di Rossella, radio. tu che In pratica, radio ascolti? allora, io naturalmente ascolto Radio Nostra, ma siccome non è sufficiente a coprire la mia bulimia di radio, ascolto Radio 3. Ah, Radio 3. E devo dire che la radio è bella perché mentre ascolti la radio, come diceva quella bella canzone sulla... Se una radio è libera, Una libera gentile veramente. veramente, ecco, puoi camminare, puoi preparare le verdure, puoi stirare, puoi guidare, anzi, devo dire che la radio in macchina è una cosa meravigliosa, secondo me. Sono assolutamente d'accordo con te e non solo puoi guidare, ma puoi anche imparare un sacco di cose, soprattutto quando guidi e se fai lunghe distanze e ti sintonizzi su tante realtà che non sono, no, a portata di mano ormai, a meno che non si vanno a ricercarle sui vari siti, allora lì scopri veramente mondi paralleli. Sì, sì, sì. E poi quello che una delle tante cose che si imparano ascoltando le radio, quelle blasonate, che per me è una, è che oltre alle radio come le facciamo noi sul web, che adesso sono veramente tantissime, ci sono ancora le radio in onde medie, specialmente in certi posti un po' così con pochi servizi, parliamo di, non so, alcuni paesi in Africa o paesi, località dove le distanze sono enormi, eccetera, dove la rete internet ancora non è molto buona, ci sono queste piccole radio di comunità che trasmettono in onde medie. Non so bene cosa voglia dire tecnicamente, ma è ovviamente con un apparecchio radio tradizionale e sono indispensabili in alcune comunità per tenere aggiornate le persone. E mi ricordo che mi aveva molto colpito che c'era per esempio una radio in un villaggio africano che trasmetteva le previsioni del tempo per gli agricoltori e quindi loro anziché guardare la televisione che non hanno e non c'è il servizio eccetera, ascoltavano le previsioni, si regolavano così per i loro lavori. E poi scoprivo così la settimana scorsa queste radio di comunità in Inghilterra, in Gran Bretagna, sono molto diffuse, per esempio intorno ai grandi ospedali. E quindi c'è una radio che trasmette tutti i servizi legati all'ospedale, dalle informazioni più semplici anche suggerimenti, ci sono dei medici magari o degli infermieri che danno dei consigli, ci sono dei parenti che fanno sapere delle cose, per esempio quando c'era il Covid che era vietatissimo entrare, riuscivano a trasmettere, oltre che ovviamente con i cellulari, ma in alcune condizioni magari era un po' più
difficile, quindi la radio è ancora una... Esatto. Ricordiamoci anche che col terremoto la radio ha avuto una fase anche molto importante, no? Io mi ricordo sia col terremoto del Friuli e anche quello della Campania, cioè sì. C'erano la radio e anche i radioamatori, perché anche i radioamatori fanno parte, è un mondo che fa parte della radio. E anzi, signori radioamatori all'ascolto, se qualcuno di voi ha voglia di raccontarci, noi siamo qui e apriamo i microfoni anche ai radioamatori. Bene, e contattateci. Ovviamente la radio si canta, no? Nasce per la musica e quindi ci ascoltiamo Mi va di cantare con C.T. Benderend. Stasera sono qui, mi va di cantare perché sei con me. Ciao, stasera con te mi sento felice, felice perché bambina tu, più bella che mai. L'amore che c'era tra noi, bambina, sì, sì, rimani qui con me. Stasera, amor, la serenata ti farò, bambina, senti come ride il cuore, vicino a te, felice perché è l'ovvio amore. Eccoci nuovamente con la nostra mongolfiera. Rossella, sorvoliamo Venezia e ci fermiamo nel centro storico, perché nel centro storico abbiamo ancora una radio veneziana, è Radio Vanessa, e con noi c'è Alberto Cancian. Ciao Alberto. Buonasera, buonasera amici, buonasera amiche che ci ascoltate da casa, grazie dell'invito, è sempre un piacere essere qui con voi. Buonasera, benvenuto a bordo. Posso dire che Venezia di notte è uno spettacolo ancora più incredibile, suggestivo, magnifico che di giorno. E va bene, piccola parentesi, ecco, parliamo di radio. Di radio, giornata mondiale della radio, istituita dall'UNESCO, e appunto dicevo che Radio Vanessa è stata la prima, no Alberto, radio che in città a Venezia è nata. Allora, in realtà non si sa benissimo, perché in quegli anni, come certo saprete, nacquero radio un po' dappertutto. Anagraficamente, diciamo, siamo tra i primi, quello sì. L'unica cosa certa è che siamo gli unici rimasti, quello senz'altro, in centro storico. E Radio Vanessa nasce nel 78, pensate, quindi, infatti, ringrazio ancora di più per l'invito, perché quest'anno noi compiamo 45 anni di presenza costante in città. Quindi
e buona festa della radio mondiale a tutti, Beh, naturalmente. tanto di cappello perché insomma non è facile ultimamente, no, gestire una radio. Se negli anni famosi, gli anni 78, 77, 80, appunto come dicevi, nascevano un po', bastava avere un trasmettitorino, una cosa, si usciva e lo facevamo noi in soffitta con un trasmettitorino da 1 kilowatt e facevamo queste radio. Nascevano, adesso è molto più complesso, no, tra le frequenze e costa anche di più, credo, no? Certamente, certamente, hai detto bene. Le stesse cose che facevi tu le faceva anche Walter Salvagno, che ci starà ascoltando come sempre. Sulle soffitte, sulle case, si costruivano le prime radio e poi si vedeva sostanzialmente, non si pensava tanto all'effetto che faceva. L'importante era esserci, perché la radio in quel momento là ti dava, era uno strumento che ti dava la possibilità di poter dire la tua, esattamente come adesso. In più c'era quel ruolo, dopo, quando le cose sono andate avanti, nascevano radio, nascevano gruppi, gruppi di ascolto, persone, c'erano i fan, gli aficionados, c'erano quelli che ascoltavano una radio piuttosto che un'altra perché c'era la selezione musicale migliore, oppure perché gli speaker erano più simpatici degli altri. Nascevano più, lo diciamo sempre, quelli erano i padri dei social network che ci sono adesso. Faccio l'esempio, quindi il ruolo sociale della radio, si parla spesso, è importantissimo ed è vero, perché quello che una volta erano i social, ovvero io È vero. cucino una pasta e adesso faccio la foto e tutto il mondo la vede. All'epoca non c'erano le foto, ma c'erano le radio, quindi se io cucinavo qualcosa, anche se non era vero poi, perché poi tanto non ti vedeva Sì, è il qualcosa. bello della radio che puoi raccontare quello che vuoi. Quello che poi magari diceva ho cucinato una pasta fagioli, allora sentiva la signora che magari abitava a Canareggio invece che a Castello, alla Giudecca, ma anche e soprattutto nella terraferma veneziana, perché lì abbiamo ancora adesso tantissimi ascolti. Allora telefonava quella dopo, diceva no, ma la mia è più buona, no, ma st'altra che ha fatto così. Allora nascevano queste gelosie, queste forme di espressione che richiamano molto quelli che sono i social network di adesso. No, è vero, hai ragione, ricordano i social anche perché all'epoca poi c'erano le telefonate in diretta che si andava e quindi c'era questo interscambio, questa socializzazione, questo social, diciamo, degli anni 80-90 che dava spazio a tutti. Poi noi lo facciamo ancora adesso, perché ancora molte persone sono ancora legate a questo format, molte persone non conoscono ancora bene le tecnologie, sono legate ancora ai vecchi sistemi. Ancora adesso riceviamo tantissime telefonate in diretta, meno naturalmente di una volta, alcune le riceviamo ancora, molti messaggi. Adesso, come detto prima, le radio popolari nascevano nel luogo dove si viveva, adesso si è allargato, per fortuna anche. Noi abbiamo molti ascoltatori, soprattutto dall'estero. Sì, E posso dire, ecco, si chiamavano, quando sono nate, radio libere, no? Sì. Ed è una parola bellissima, voleva dire radio non incasellate in quello che era la RAI all'epoca, no? Perché era la RAI che aveva in pratica l'esclusiva. Quindi queste radio libere davano voce veramente a un universo molto vario. E poi parlavi del ruolo sociale, mi è venuto in mente perché questi giorni, insomma, credo che ci pensiamo un po' tutti al terremoto. Quando ci fu il terremoto in Friuli, mi ricordo che le radio locali avevano anche questa funzione di dire certo. ma abbiamo sentito una piccola scossa, come va, come non va, eccetera. Confermo, è vero, è verissimo, perché era un punto di riferimento. Lo sono ancora, per certi versi, lo sono ancora, ma all'epoca nascevano proprio come punto di riferimento, non solo nella socialità del luogo, ma anche in tutto. I speaker erano considerati veri e propri
vere e proprie star dello spettacolo. Ma proprio in questi giorni hai parlato tu prima dicendo Venezia di notte, in questi giorni c'è il carnevale, quindi adesso è una cosa organizzata a livello mondiale, ma pochi sanno e nell'attuale sede di Radio Vanessa, che è a Castello, in via Garibaldi, Fondamenta della Tana, dietro la scuola per intenderci, e ci sono ancora dentro i strumenti, gli impianti con cui Radio Vanessa, fine negli anni 70, primi anni 80, organizzava il carnevale, perché non è sempre stato così. Il carnevale è sempre stato improvvisazione, spirito di iniziativa, soprattutto ci si confezionava il vestito da solo, a casa ci si usciva, ma non c'erano le feste organizzate. Radio Vanessa, da questo punto di vista, senza saperlo, è diventata la prima a organizzare qualcosa. Si faceva in piazza San Marco. Sì, sto mettendo le foto che ho capito dal vostro sito. Sì, infatti ci sono le foto lì, come puoi vedere tutti i tecnici nostri indossavano camice bianco. Esatto. Perché all'epoca era legge, chi aveva a che fare con i mezzi elettronici doveva usare il camice bianco come i dottori sostanzialmente. Si dava quel senso di importanza. E come dicevo prima, in piazza San Marco si radunavano migliaia e migliaia di persone, turisti e non, e maggior parte non erano turisti. Esatto, erano più veneziani all'epoca. Veneziani, veneti, perché, ripeto, c'è sempre stato questo legame. Il Ponte della Libertà è sempre stato, ci piace definirlo, un cordone ombelicale che ci unisce, Venezia è la città dei ponti, dove si unisce, non dove non si divide. Quindi sono sempre venuti soprattutto come adesso, d'altronde. E appunto poi dopo ci si è spostati al Palasport Arsenale, che è a poco di distanza, e poi basta, perché dopo cosa vuoi? Impegni, sono altre cose, le famiglie, tutto quanto, un po' finito. Perché ti dico questo? Perché qualcuno, noi abbiamo partecipato a diverse lezioni anche sulla scienza della comunicazione in giro per l'università. A Venezia c'è lo UAV che cura anche questo. E qualcuno, siamo finiti in tesi di laurea di più di qualche studente. Vabbè, complimenti. Sì, che non riuscivo a capire il perché Radio Vanessa potesse essere così importante. Beh, qualcuno mi ha detto, uno studente di Bologna proprio, ricordo, mi disse che queste feste che facevano, che Vanessa organizzava in piazza San Marco, in realtà sono stati il primo segno della commercializzazione del carnevale, quindi malgrado nostro abbiamo un po' contribuito. Io non lo so se è così, lo scopo era un altro, lo scopo era quello di stare insieme, lo scopo era quello di ballare, di far nascere magari i primi amori, era quello che è rimasto poi quello che facciamo adesso, quello di fare compagnia alla gente a casa, soprattutto alle persone anziane, perché, ripeto, molti ascoltatori sono persone anziane. Io ho ricordi di persone che chiamavano in diretta ed erano gravemente malate, però volevano sentire una voce amica, e noi eravamo sempre pronti, fino a quando poi queste voci non le abbiamo più sentite. Quindi questo fa capire la gioia che una piccola radio può dare, ed è l'augurio che io do a voi e a tutte le radio che iniziano questo bellissimo percorso, quello di essere sempre vicino alla gente, perché la gente poi dopo dà le maggiori soddisfazioni. Non ci sono ascolti, non ci sono soldi, noi facciamo tutto quanto per passione, tengo a precisare, però non c'è nessuna ricchezza come quella di un saluto per strada, un conoscimento, di una che ti dicono ho sentito la tua trasmissione, ho visto, bravo, degli ospiti. Ecco, queste sono le cose che, perché poi dopo tutti abbiamo il nostro lavoro, le nostre cose, è una passione come la vostra, come quella di tanti altri. Certo. Però va mantenuta. Senti Alberto, io mi ricordo all'epoca che c'erano tutta la sfilza delle radio, c'erano sempre questi nomi, Radio International, Top Radio, cioè e io dicevo sempre Radio Vanessa, ma perché Radio Vanessa la farfalla? Ma farfalla, no, Vanessa Vanessa è una farfalla, no? Credo.
farfalla, Vanessa. sì, è una specie di farfalla, si chiama Ah. proprio Vanessa. E credo che fosse stato anche il nome di un negozio che si chiamava Vanessa, appunto, di Rialto, ed era stato aperto da uno dei fondatori, quindi probabilmente il Forse, nome forse Vanessa. adesso che me lo ricordi, forse sì, è vero. Me lo C'era il ricordi? negozio Vanessa. Era verso, credo sia Verso stato vabbè. tra Rialto e la Strada E- Nuova, vicino vicino al Fontego, da Sì, quelle sì, parti. sì, 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 sì. Però aveva cose strane anche. E il proprietario era uno dei fondatori, quindi il nome prende da lì e poi si è andato avanti. Ecco. Ha Ma preso il volo e poi ha preso il volo, la farfalla. il farfalla ci posa di fiore in fiore, ancora adesso continua a farlo. E quindi adesso voi trasmettete sia in onde Frequenze radio, radio ecco, F, frequenze medie. medie, Abbiamo, ecco. in media abbiamo lo streaming che sarà il futuro nella vita, questo, perché è più veloce, più comodo, si può trasmettere anche da casa. Confermiamo. È più comodo e in più arriva dappertutto, arriva dappertutto, perché noi abbiamo molte, ormai i nostri ascoltatori sono gran parte dall'estero, tanti che vogliono addirittura sentire parlare la lingua dei loro nonni, dei loro bisnonni, perché parlo di americani, nordamericani, che ogni tanto si collegano e si vede anche poi chi è collegato e mandano messaggi, ti chiedono proprio. Ricordo un pomeriggio che stavo trasmettendo il mio programma di musica dedicato agli artisti emergenti e suonò il campanello ed era un brasiliano, italo-brasiliano di San Paolo, che voleva vedere dove era su di Radio Vanessa perché gli ricordava i suoi nonni. Ecco. Ma che bello, Che bellissimo. erano veneti, non veneziani, erano veneti, erano da provincia di Padova, adesso non ricordo bene, però volevo sentire questo qua. Anche questa è una cosa bella perché è inaspettata, non pensiamo che nel 2020 Certo. Bello, bello, complimenti. importante. Va bene. Bene, Alberto, grazie per questi qualcosa, un aneddoto della radio, non so, ti viene in mente? So che era specializzata Radio Venezia nei notturni, no? Sì, Il notturno era sinonimo di Radio Venezia. Ma nel senso di Chopin o nel senso No, di programmi notturni che andavano avanti fino alla mattina. Confermo, e in un certo senso ci sono anche adesso e hanno ancora, e non sono in diretta però, a differenza di quegli anni là, perché sai benissimo che il fascino della radio è la notte, quando non Certo. finire, quando lo speaker assume quella voce notturna, sensuale anche, diciamo così, e prende molto. Adesso è diverso con la televisione, con i film, è diverso, però c'è ancora qualcosa. Aneddoti legati alla radio, guarda, nel 2017, ricordo benissimo, ci fu dall'Argentina si ricordavano i 100 anni della nascita della famosa comparsita, il tango più famoso, diciamo. E erano 100 anni che era stato scritto. Io così presi la notizia e la diedi, e non solo, ho organizzato una diretta sulla comparsita, ho trasmesso le varie versioni della comparsita, abbiamo detto qualcosa. Abbiamo innescato una sorta di guerra, tra virgolette, tra gli argentini che dicevano che tango argentino non si tocca, però
mi telefonarono pure dall'Uruguay perché l'artista che scrisse quella canzone era uruguaiano. Uruguagio. Era Ricardo Matos Rodriguez. E poi gli dice, guarda che lo devi dire. Cioè, io mi sono così, sono rimasto un po' così, no, lo dico. Poi mi hanno chiamato pure dall'Argentina e dicono sì, è vero, era uruguayo, no? Devi dire che il tango è argentino. Queste sono le guerre che ci piacciono. Queste sono le guerre che ci piacciono assolutamente, fossero tutte così, sono totalmente d'accordo. Ed è vero, è che, ecco, questa è una piccola curiosità che ci siamo trovati in mezzo. È vero questo. Oppure anche tante volte, ricordo negli anni 2000, c'erano gli inviti, cioè le signore in ascolto dovevano prepararti una torta, qualcosa, allora si doveva passare per la casa di questa signora che aveva preparato. Io una volta passai da uno, ne fece 2 addirittura torte, buonissime tra parentesi. E ricordo che anche questo qua, perché dopo dovevano dirlo in diretta che quindi scatenava anche qua una sorta di gelosia che non aveva una sana competizione. Sì, vedi, esatto, sana competizione tanto per ritornare al ruolo social che avevano e che hanno tuttora le radio. Bello. E anche i nostri ascoltatori amano stare un po' con noi, anche se purtroppo per il momento riusciamo a coprire solo una piccolissima parte del tempo, però poi c'è il podcast, ci si può consolare con il podcast. Sì, no, ma io ogni tanto vi seguo su YouTube, ogni tanto. Sono sempre interessanti i vostri programmi. Ecco, tanto per tornare all'argomento di prima, le vostre, che poi sono anche nostre serate, sono piacevoli, e quindi a volte che purtroppo andiamo come dicevo prima, di notte, di sera, in concorrenza con Netflix, altre cose così, allora sono meno ascolti, però le serate sono piacevoli. Poi gli argomenti che toccate, devo farvi i complimenti, sono sempre molto attuali e ben preparati. Beh, Rossella, lo chiamiamo tutte le sere noi, Alberto. C'ho anche un lavoro, non sempre posso essere. No, allora ci fa piacere perché, detto da un esperto come te, che coglie che c'è un lavoro di redazione, mi fa un po' ridere dire sta parola, però insomma c'è un lavoro dietro, ecco, anche se... Un altro aneddoto che mi è venuto in mente adesso, nel 2015 venni invitato in Svezia a parlare in italiano, naturalmente, ad un'associazione culturale di svedesi che studiavano italiano e lo parlavano benissimo, tra parentesi, sapevano ascoltarlo benissimo, e proprio sul ruolo della Divarenza, perché c'era Venezia, c'erano in mezzo storie veneziane, erano molto molto apprezzate all'estero. Quando hanno saputo il lavoro che faccio, cioè quello di guidare i vaporetti nell'azienda di trasporto pubblico, allora hanno fermato tutta la questione che riguardava la radio per chiedermi ma cosa bisogna fare. Allora ho dovuto fare una piccola lezione, tra parentesi, di come è svolto il mio lavoro. Ecco, anche questo qua, ripeto, non sarei mai stato là a spiegarlo se non ci fosse stata una radio. Certo, no, è vero, apre continuamente finestre ed è una delle cose più belle, sì. Certo, sì. Vabbè. Grazie mille Alberto, grazie e buona radio a tutti. E buon ascolto con Radio Nostra, vero? Sì. E buona serata, buona continuazione di serata e buonanotte a tutte le amiche e gli amici in ascolto. E viva la radio! Sì. Bene, grazie Alberto. Rossella, io metterei un brano musicale e dopo aspettami con la mongolfiera qua che vado a fare una capatina da un'altra parte. Aspettami qua che torno, intanto metto il brano musicale.
perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volere insieme. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare fantastica. Non ti fidare di un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare fantastica. Non ti fidare di un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. No, non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare fantastica. Eccoci qua che ci colleghiamo col consolato svizzero a Venezia, dove si stanno facendo le prove dello spettacolo teatrale I Sion Dance, a cura di Antonella Barina, che abbiamo qui con noi, l'autrice. Allora Antonella, come siamo messi qua per lo spettacolo? Stupendamente gli attori e l'attrice Manuela Muffato e gli attori Roberto Milani e Vittorio Lora sono bravissimi. Lei sarà Nicoletta Conio e Roberto chiaramente Goldoni e il bellissimo Vittorio sarà Casanova. È la 7ª tappa del percorso. Esatto, 7ª tappa, questa volta si chiama Goldoni, Casanova e la Rivoluzione francese. Andiamo in Francia, non per la prima volta, ci siamo già stati in Francia. No, eravamo stati in Svizzera con in Voltaire, nella mi pare quinta, Goldoni e Gozzi si erano riappacificati per intervento di Luisa Bergalli, giornalista e letterata, ed erano andati a trovare insieme il filosofo illuminista. Esatto, mentre allora adesso siamo a Parigi, Rivoluzione. Sì. Ho pensato che in questo momento in cui ci sono grandi scontri, ridere un po' su questi stupendi cambiamenti del passato, ma che sono stati anche un pochino così sanguinosi, ecco. E poteva essere, fa riflettere, e la morale la consegniamo a Nicoletta Conio e moglie di Carlo Goldoni, che in modo inedito portiamo in scena. Esatto, non spieghiamo come sarà la fine, perché assolutamente bisogna no. venire quando? Giovedì. Giovedì grasso al consolato di Svizzera. È il giorno 16 febbraio, ci sono 2 rappresentazioni, una alle 18 e l'altra alle 20:30, è proprio alle Zattere, entrata da Campo Sant'Agnese. Quindi abbiamo anche la moglie di Goldoni, Manuela Muffato, che presenterà Nicoletta. Allora Nicoletta, come ti trovi su questa
su questo pezzo? Beh, è un personaggio affascinante, moglie per una vita di Carlo Goldoni, compagna. In questo testo appare molto vivace, molto presente, molto amorevole, e quindi è un vero piacere. Bene, oltre a Nicoletta fai anche un'altra parte Sì. che... Altre parti, comprese anche delle parti di Burattini, Esatto. che qui insomma che non sveliamo. non non sveliamo, lasciamo. E non sveliamo neanche la ricetta che Goldoni fa con la zucca. Problemi con le zucche? Abbastanza. Non sono vezzo alla cucina, ma si sa che recitando, insomma, tutto può essere possibile. E sono Casanova, mi correggo, perché sì, sennò Casanova, Goldoni poi scusami. giustamente Esatto. dividiamo le parti. È una bellissima esperienza, assolutamente. È già per me la quarta volta che mi commisuro, insomma, con queste avventure di Casanova e Goldoni. Ho fatto anche Goldoni, per questo c'è un scambio di ruoli anche in varie fasi dell'età dei personaggi, e credo sia davvero una bellissima occasione. Mentre Goldoni abbiamo il mitico Roberto Milani. Allora, oltre a essere Goldoni, fa anche la regia dello spettacolo. Regia, così è un coordinamento delle modo. E il lavoro è anche abbastanza semplice, è una mise en espace, così si dice oggi, per cui è in parte recitato e in parte letto su. E cosa posso dire? Che mi piace in particolare questo personaggio di Goldoni perché è un po' rimbambito, è vecchio ormai, sono i suoi ultimi giorni perché poi muore alla fine anche del lavoro, e mi è piaciuto collegare questo personaggio così con i fatti, gli avvenimenti del periodo, nella sua decadenza ormai drammaturgica. Bene, quindi allora appuntamento giovedì grasso, ripetiamolo. Giovedì grasso, 16 febbraio, ore 18 e 20:30. Volevo solo dire che nel personaggio femminile di ognuna di queste tappe si cela sempre una divinità che noi vogliamo sapere se il pubblico indovina. Ah, quindi aspetteremo. Intanto Aspetteremo. possiamo dire che c'è anche Tiziana Gasparoni al violoncello, che Meravigliosa. curerà le musiche di questo spettacolo. E abbiamo anche luci e suoni Sì, va bene. di Gianluigi Bergamo. Va bene, io gli do una mano. Esatto, Ecco, esatto. bene. È tutto dal consolato... È una produzione La Rete. Produzione La Rete, sì, questo... Esatto. Ed è stato anche ben accolto e anche pubblicizzato dal Carnevale di Venezia, Certo, nel cui perché- programma ufficiale figura. Sì, siamo all'interno del programma ufficiale del Carnevale di Venezia 2023, quindi Rossella, ritorno un attimo nella mongolfiera, mentre ritorno nel vostro studio ti do la linea. Ciao Rossella, ciao a tutti. Ciao, mi raccomando, attento a guidare la mongolfiera che... Allora, bene, quindi anche la rete, Sì, la nostra associazione entra anche nel Carnevale veneziano con questo spettacolo sicuramente godibilissimo e che non vediamo l'ora di vedere. Eccomi qua che sono Due- tornato sulla mongolfiera, eccomi qua, mi sono Hai agganciato. sentito uno scossone un attimo, Esatto, ma c'è anche Bendere con The Preachers. Ti mando per The Preacher e poi concludiamo.
Eccoci qua, City Wonderland al Festival Jazz di 2 anni fa. Lasciamo perdere il prossimo brano. Ecco, Rossella, abbiamo finito? Abbiamo finito, abbiamo parlato di radio, abbiamo parlato di cioccolata, abbiamo parlato di cacao dolce, che è una cosa che secondo me è bellissima. Sì. E quindi siamo pronti a festeggiare degnamente la vita, guarda, voglio dire. No, Ecco, in questo interessante. momento un po' così drammatico, con notizie drammatiche che ci arrivano da vari fronti. Cioè tipo E- l'elezione di... No, no, mi dispiace, quella va. Posso dire la mia? Va a far parte del teatro dell'assurdo più che delle notizie tragiche. Come diceva Flaiano, vabbè, lasciamo perdere, guarda, perché è meglio. Va bene, Non ma... ci sono parole. Meno male che ci sono le guerre dei balletti, no? Esatto. Le guerre, sì, sì, sì. Fra, com'era, Argentina e E qual era? Uruguay, Uruguay. Uruguay. Infatti, oggi poi che è la giornata dedicata alla pace, no? Dalla radio, ci sta proprio benissimo, non Ci sta credi? bene, sì, sì, ci sta bene. Bene, allora vi invitiamo domenica al Consolato Svizzero. Ci sono 2 spettacoli, alle ore Come 18. domenica? Scusa, giovedì. No, perché sai perché domenica? Perché domenica ci sono le prove di quest'altro spettacolo, Canta Bea se ti sa cantare, che sarà martedì grasso alla Vogaria. Allora E aspetta un quindi, attimo, vai piano. Allora, esatto, andiamo giovedì, piano. Giovedì abbiamo, dov'è il manifestino qua? Giovedì abbiamo Easy on Dance con una produzione sempre di La Rete. Vediamo un po', eccolo qua, il manifesto giovedì grasso alle 16, alle ore 18 il primo spettacolo e alle 20:30 il secondo spettacolo al Palazzo del Consolato Svizzero in Campo Sant'Agnese vicino all'Accademia. E ingresso gratuito fino a esaurimento posti, la sala tiene un centinaio di posti, 110, 100... è un bel palazzo che dà poi sul canale della Giudecca, che vi invito a venire. Poi, restando sempre in tema di carnevale, eccolo qua l'altra locandina, e Canta Bea se ti sa cantare, sempre una produzione della Rete, martedì grasso al Teatro La Vocaria. Stavo pensando perché domenica ci sono le prove di questo e quindi... quante cose fa sta rete, cioè è Mamma come mia! l'aeroporto di New York praticamente. Qua con Monica Giori, siccome è martedì grasso, lunedì pensiamo di averla ospite in radio, che così ci racconta un po' di questo spettacolo. Basta, Benissimo. abbiamo finito. Anche... Quindi festeggiamo anche degnamente il carnevale con Guarda, io se me lo produzioni. consenti, cara Rossella e caro Gian, vi lancio un po' di coriandoli milanesi da qua sopra. Ah, già è vero Sì, che tu perché sei tu sei a vicino. Milano oggi.
Sì, oggi sono a Milano, ma anche perché i coriandoli li abbiamo inventati noi. Quindi, Beh, questo... E adesso facciamo anche la guerra dei coriandoli noi. Ma Vabbè, il carnevale meneghino dura di più o sbaglio? No, non dura una settimana Cambiano di i più. giorni, c'è l'ambrosiano, sì, cambiano esatto. i giorni, martedì e giovedì, però in realtà dura sempre immagino quel tempo, soprattutto adesso che a scuola non si festeggia più come una volta, o meglio, No, non si da noi festeggia sì, come è all'estero. Pensa festa da che noi. in Francia, così come in Belgio, per questo avvenimento i bambini sono in congedo per 2 settimane. Beh, ma anche qua in Veneto è ferma una settimana, rientrano alle ceneri. Una settimana, 3 giorni. No, ma sì, è 3 giorni, hai settimana, ragione, sì, 3 giorni. esatto, non è così sentito come invece al nord. Peccato, perché i carnevali più belli, possiamo dire, sono qua in Italia, alcuni. No? Abbiamo Ivrea, quello di Venezia, Viareggio, ce ne sono tantissimi, più bello dell'altro. 100. Quello brasiliano, fantastico, esatto. Anche quello, sì, infatti. Va bene. Certo. Vabbè, allora ti riportiamo qua a Milano, facciamo prima sto giro con la mongolfiera, senza andare a Liegi. Va bene. Accompagniamo Omar e ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao a tutti. Buon carnevale Grazie a tutti. Ciao. Ciao.